Ben ritrovati amici ad A Tu per Tu ogni martedì, ecco voi comodi sul vostro divano oppure mangiando qualcosa di buono insieme a noi, insieme alla magica serata, insieme ad un ospite d'eccezione. Insieme a me non poteva assolutamente mancare il mio compagno di viaggi, il nostro Antonio D'Addio. Buonasera Antonio. Ciao Ida, sì, bentornati. Come hai detto tu, la sera, il martedì sera è proprio un'abitudine per i nostri telespettatori, insomma, sedersi comodi e scoprire un po' tutti i fatti anche privati dei nostri ospiti. E noi di questo, diciamo, di questo successo, anche perché siamo arrivati alla sesta puntata, quinto ospite ma sesta puntata, perché abbiamo avuto il meglio nelle settimane scorse. Vogliamo ringraziare sempre tutta la stampa che ci segue con affetto, cronache di Napoli, Roma, Lo Strillo e Casoria 2 e poi il nostro editore. Il nostro editore Angelo Ciero, che sostiene sempre più questo nostro grande progetto di A Tu per Tu, ormai si fa sempre più vicino alla gente. Noi questo vogliamo anche attraverso un post sui social, attraverso anche un comunicato di Antonio D'Addio, un articolo anche fatto bene ad hoc, quindi vogliamo salutare tutti, ma insomma entriamo quindi nel nostro bellissimo percorso, perché adesso faremo di tutto. Antonio, racconteremo un po' il teatro di tradizione, però prima dobbiamo presentare prima lei. Guarda presentiamo prima lei, prima gli sponsor, sì. Ma presentiamo la nostra food blogger, The Queen, in cucina con Gemi. Ciao Gemma. Buonasera, buon martedì sera a tutti. Ma dove ti trovi? In discoteca, Gemma? Ti vedo con tante luci. Io infatti tutta illuminata. Multicolor. Sì, dal verde al rosa, l'effetto, vero? Bello, infatti queste luci LED ti Ecco, approfittiamo proprio di questi colori. Guarda Ida cosa ti ho portato. Cosa mi hai portato? Ah, è questo, oggi questo dopo lo devo mettere. Questo lo indosserà in puntata? Certamente, ho in mente qualcosa, poi dopo anche perché iniziamo anche già a toccare un po' questo. Vabbè, tocco. Vieni Antonio, anche tu. Anche io anche devo perché tocchiamo. Questa sera sembra un po' la regina delle arti circense. Ecco, guardate. Ma c'è un motivo, ma non lo vogliamo dire. Lei sta così, sta bella. Sì, perché a me piacciono le fasce. Con questo look, con la fascia. No, ma poi Antonio, molto scusami, indicata. ti porta tantissimo. Dobbiamo dire che la moda è anche questo. Infatti, perché comunque lei è al passo. Anzi, la nostra Ida fa solo la reincarnazione di Morfei. Scusate, cosa ne volete sapere? Vabbè, andiamo avanti. Per questo aspettate, vi voglio introdurre proprio perché noi siamo sempre alla moda. Sì. Noi infatti oggi, proprio stasera, siamo passati dalla tradizione all'innovazione con i miei piatti, perché siamo passati al finger food. Ah, ecco. Una cosa molto veloce, molto carina, sfiziosa, e dopo spieghiamo anche il perché. Dopo spieghiamo il perché, la motivazione, come mai, cosa le ha portato Gemma a fare appunto questi capolavori. Mamma mia, già mi viene voglia di mangiare. Guarda, si chiamano proprio delle chicche. Stavo dicendo che insomma la nostra Ida detta moda, detta tendenze, quindi usate questo look. Grazie. Ma adesso basta con le chiacchiere. Basta! Perché dobbiamo sentire le chiacchiere dell'ospite. Teatro di tradizione, attore, cantante, anche ballerino, showman di tutto. Veramente questa sera incontreremo l'arte vera e propria, come d'altronde anche per le scorse puntate. Stiamo scegliendo veramente dei personaggi illustri della nostra amata terra. E al qui con nostro noi 3, 1, 2, 3, Massimo Masiello. Eccolo! Complimenti Massimo, ma che piacere, che piacere mio. Ciao Massimo, come state? Bene, stiamo benissimo. Grazie per aver accettato l'invito. Appunto, soprattutto quando hai siediti. accettato siamo stati ancora meglio a dedicarti questa puntata. Sono felice di essere qui, tra l'altro con Antonio è una conoscenza vecchissima, penso di qualche anno. Con Ida ci eravamo già incontrati, ma giusto per caso, così, e invece stavolta ci ritroviamo a parlare. Però mettere la firma per la tua età, che ti porti ancora giovane. In che senso ancora? Ti porti giovane? Sono appena 41 anni. È un pischello. Siamo quasi coetanei, vabbè, ecco. Ma no, stasera, insomma... Sono vecchi. Ma dai. No, stasera, insomma, scopriremo qualcosa in più del nostro Massimo, anche se, diciamo, lo conosciamo benissimo, però la nostra trasmissione ha questa particolarità che all'insaputa del nostro ospite indaghiamo un poco e poi dopo piano piano gli facciamo vedere queste sorprese, sperando sempre gradite per l'ospite. Un po' curioso, un po' timoroso. Ti lasceremo a bocca aperta sicuramente e poi dopo deciderai se ritornare o meno. Non so fino a che punto. Dopo decidi tu se ritornare o meno, se dire no Antonio, Ida, no, non voglio proprio averne a che fare. Non credo sia il caso. Allora, cominciamo subito vai. con un primo blocco di fotografie che vediamo insieme e poi le commentiamo e ci racconti le tue sensazioni vedendo queste foto. Blocco
vari look fino ad arrivare ad oggi. Sì. Un percorso nel tempo. Poi ho visto hai preso una foto di bambino, non so dove Sì. tu abbia presa quella foto. Vabbè, francamente. abbiamo i nostri Da bambino prodigio informatori. proprio, no? Sì, È proprio piccolo vero, piccolino, piccolissimo. in spiaggia lì, sì. Ho visto delle foto di famiglia. Hai cambiato tanti look. È Sì. vero, non era uguale nessuna foto, guarda. No. L'arte e le sue 1000 sfaccettature, anche questo, il cambiamento proprio dalle origini. Mi è fino sempre adesso. piaciuto, devo dire la verità, Sì, cambiare un pochino. Poi voglio dire, look. l'attore ha tante pelli, no? Sì. Deve cambiare Sì, pelle ogni sì, volta. come i serpenti. Assolutamente, ha bisogno di vedersi. Poi io sono praticamente un camaleonte, soprattutto quando faccio alcuni personaggi. Sì. Mi piace plasmarmi a secondo del personaggio che interpreto. E tu ti sei visto bene in tutti i look oppure qualcuno rivedendolo non Beh, tanto? certo, guardando alla distanza di tempo qualcuno mi appartiene di meno, qualcuno di più, perché ovviamente è passato del tempo. L'immagine attuale è quella che più mi rappresenta, per certi versi, no? Un po' che Barbie, capito, un po' più lunga, però voglio dire sì. Massimo, hai studiato sin da bambino, è vero, la mimica, l'arte teatrale, cinematografica anche. Hai studiato un po' di tutto e ti hanno portato comunque ad essere un po' la rivelazione di questi tempi. Io ti ringrazio, che bella cosa che mi dici. Io non so se sono una rivelazione, so di certo che ho studiato tantissimo, ho fatto tanta gavetta e forse continuo a fare la gavetta. Perché mi rendo conto di non essere un personaggio così popolare, appunto, da far venire masse a teatro, eccetera, eccetera. Però devo dire che nel percorso artistico, teatrale e non, insomma, e nella canzone ho avuto modo di lavorare tantissimo, ho studiato tantissimo, come dicevi tu, tra l'altro ho cominciato con Antonio Sinagra con il canto, la recitazione ho cominciaato all'Accademia al Teatro Diana nell'88-89, quindi stiamo parlando di 33 anni fa. Con Guglielmo Guidi, poi Cyrano con la dizione, poi un po' di danza, poi insomma ho cercato tra virgolette di perfezionarmi ed essere almeno non bravissimo in tutto, bravo in qualcosa, meno bravo in qualcosa. Bravo sia Vabbè, per qua- il cinema e sia per il teatro, perché ti abbiamo visto. Adesso qua rientra l'umiltà di Massimo. No. Noi, io, Ida, io forse un po' di più, ti abbiamo visto spessissimo a teatro e comunque sei un personaggio completo. Ti ringrazio. E quindi insomma la preparazione c'è, come dicevamo, uno showman, perché tu comunque balli, canti, reciti, presenti, interpreti, Sì, sai fare di tutto. Tra l'altro voglio dire una cosa, io sono nato artisticamente, intendo dire, a cavallo in un'epoca dove praticamente cominciavano ad emergere i primi musical anche in Italia. Quindi il fatto di essere completo, io sono sempre stato perché l'artista deve essere completo, mai dire che sta cosa non la può fare, questa cosa non la posso fare, io devo provarci. Poi Devi rischiare. chiaramente, Chi risica non rosica. assolutamente, Sì. bisogna rischiare. Qualche cosa mi riesce meglio, qualche cosa peggio, però il fatto di dover cimentarsi in più cose senza rete, in un certo senso, lavorare su più fronti e nello stesso tempo offrire al pubblico, comunque pian piano che si va avanti nel percorso artistico, qualche cosa sempre di più, qualche piccola cosa in più, che può dire, insomma, quando viene il pubblico che ti segue, viene a teatro, ti viene e dice stavolta ha dato di più, stavolta ha fatto qualche cosa in più. Il pubblico si aspetta sempre qualche cosina in più, no? Ma come infatti, diciamo, noi adesso ripercorreremo anche un po' la tua carriera, però ti abbiamo conosciuto proprio inizialmente, Macchiette, il Caffè Chantan, anche il teatro popolare, però poi adesso ultimamente vesti i panni di Umberto Bindi, Aznavour, quindi ti trasformi effettivamente. Ma guarda, io ho cominciato, in realtà io la canzone napoletana non la conoscevo affatto, e devo dire grazie a Leonardo Ippolito, che per l'occasione mi inserì in questa trasmissione Mezzo secolo di canzoni, è stato il mio primo Pigmalione. Leonardo mi ha inserito in questa trasmissione, mi prese, mi disse tu farai questo, farai quello, teatralmente parlando mi ha inserito lui, devo dire la verità, onore al merito. Questo successe? Ma questo successe nel 1991, 90-91, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. Un bel po' di anni. E non sapevo niente della canzone napoletana, poi col tempo sì, sentivo qualcosa, sapevo, conoscevo qualche classico, però fondamentalmente non ero culturalmente preparato, ok? La canzone italiana di più mi apparteneva, anche perché a casa non si masticava il napoletano, si masticava, sì, canzone, nonostante mia madre, insomma, avesse una famiglia, anche quella di mio padre, una famiglia molto popolare, una famiglia abbastanza
umile, tranquilla, però mia madre mi ha sempre imposto, no, parli in italiano, che sono parole napolitano, non esiste proprio, parli in italiano, eccetera, eccetera. Vabbè. E poi la canzone italiana, che voglio dire che ha fatto epoca tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi il cantautorato, le famose, io adoravo Nina, insomma, era la mia grande passione. Quindi la canzone napoletana è arrivata dopo ed è stata una grande scoperta. È stata una grande scoperta perché chiaramente oltre ai classici che si conoscono, Reginella, Io ti vorrei vasà, Era de Maggio, eccetera, eccetera, sono andato grazie a Leonardo a trovare delle canzoni che nessuno più ricordava. Sì. E questo spettacolo, questo programma televisivo che all'epoca faceva quasi 1 milione di telespettatori a sera, oggi per un emittente nazionale è già un miracolo, voglio dire, con la regia di Romolo Siena tra l'altro, riproponeva tutte le sere canzoni che erano state completamente dimenticate, grazie a Leonardo che era quello che insomma le ha ripescate. Ma sono stati utili consigli di una Rosalia Maggio e un Roberto Muro, no? Beh, cosa ricordi di loro? Ricordo soprattutto di Rosalia la simpatia. Di Rosalia la simpatia, la prima volta faceva fare russo, vedeva 20 anni mi fece fare il Bordeaux. Mette soggezione? No, ma perché per come si poneva. Ecco. E poi ho vissuto l'ultimo periodo di Rosalia perché lei stava male, stava alla Sanatric, se lo andava a trovare proprio con Leonardo. E c'è un ricordo molto dolce di Rosalia. Di Roberto, vabbè, Roberto era di un'umiltà infinita, quel grande maestro che era Roberto Muro, ma di un'umiltà infinita. E in quel programma si sono praticamente avvicendati Sergio Bruni, Roberto Muro, Rosalia Maggio, Vera Nandi, Isa Landi, come si chiamava l'altro famosissimo chitarrista, Amedeo Pariante, Antonio Buonomo, Mario Trevi, Mirna Doris, cioè veramente sono passati tutti i più grandi. Però capito Antonio, non si direbbe, non si direbbe, da come giovane, no? Uno non può dire, in fascia. no, aspetta, non è in fascia. Giacomo Rizzo ha 8 anni. E appunto, no, per Altro dirti, no, Giacomo. il pubblico da casa, no, dice, ma veramente ha incontrato comunque tanti artisti di questo spessore, perché lui comunque... Sono stato fortunato perché è stato fortunato. praticamente ho abbracciato l'ultimo periodo bello della canzone napoletana, che va dagli anni 80, inizio anni 90, perché poi dopo ho cominciato ad avere il fenomeno, eccetera, eccetera, che conosciamo molto bene, che, per l'amor di Dio, bellissimo per certi versi, per altri Però Massimo, meno. chi è popolare, correggimi anche, non vuol dire sia più bravo di quello meno, anzi, quello meno popolare secondo me presenta veramente tante cose che puoi mostrare col tempo. Sì, la popolarità non è assolutamente sinonimo di bravura o viceversa, la non popolarità. Cioè la popolarità, la non popolarità insomma è viceversa. Però sono un attimo incartato, vabbè, insomma penso di essere stato. Vai, sei a casa nostra. Raccontaci un po' il tuo incontro con Angela Luce. Il mio incontro con la signora Angela Luce, vabbè, un'icona della canzone, del teatro, del cinema, voglio dire il timore che c'era all'inizio. Che tu la prima cosa importante che facevi? Una delle prime cose importanti che ho fatto è stato con Angela, anche perché voglio dire tutti conoscevamo Angela nella famosa Bammanella, no? E in questo spettacolo, per la regia di Alfonso Guadagni, Alfonso mi volle assolutamente in questo spettacolo e disse tu interpreterai tutti i personaggi maschili al fianco di Angela Luce. Io tenevo 25 anni. La signora aveva qualche anno in più, chiaramente, ed era la grande icona che tutti conosciamo ancora adesso. E chiaramente potete immaginare la paura e il timore che c'era nel doversi rapportare. Quando cominciamo le prove, Alfonso mi disse noi facciamo le prove per conto nostro con alcuni ragazzi. Quando vi incontravate? Angela arriverà dopo 7-8 giorni che io vi ho preparato e poi cominciamo a lavorare. Quando arrivò la signora, che era giù al Cilea, mi ricordo, facevamo le prove giù al Cilea, dissi Alfonso ti prego qualsiasi cosa tu voglia dirmi non me la dire davanti alla signora perché io posso pure morire, dopo fammi anche una chiavica, voglio dire, mamma, purché tu non mi faccia una cazziata davanti alla signora, poi devo dire dando tutto liscio. Da là è nata una bella amicizia, un rapporto che è durato per qualche tempo, poi ci siamo allontanati. Prima di proseguire Antonio, rompiamo anche il ghiaccio, facciamolo esibire al nostro Massimo. Io prima di proseguire, perché c'è il caffè anche, io vado a preparare il caffè insieme a Gemma. Poiché ha parlato diciamo di questo spettacolo con Angela Luce, io vorrei dire alla regia se ci manda un po' la sorpresa numero 2. Ciao Massimo, mi hanno detto che devo parlare un po' di te.
Sono passati ben 23 anni da quando ti ho conosciuto. Eri sul palco per sostenere il provino per avere il ruolo principale nella Donna di Viviani insieme ad Angela Luce. Mi piacesti moltissimo e fui molto contenta quando vidi che ti avevano scelto. Da allora ho seguito tutta la tua carriera. Come cantante già ti conoscevo e sapevo che eri bravo, ma sei migliorato sempre di più. Sei maturato, hai una padronanza di palcoscenico notevole e sono contenta di essere amica tua perché sei di una generosità e di una bontà che tante persone non hanno, soprattutto in questo ambiente. Comunque sono felice di essere amica tua, grazie di tutto quello che mi regali. Rita, che bel messaggio. cosa dici di Rita? Che sono felice io di essere suo amico, perché la generosità che lei mi attribuisce è la sua grande generosità, perché io sono generoso con le persone che sono generose con me, sono buono con le persone che sono buone con me, e Rita è un pezzo del mio cuore e le voglio un gran bene perché rappresenta, oltre a alla carissima amica che è, rappresenta un bel periodo della mia vita legato artistico, io intendo dire, ma poi dopo è venuta a far parte anche della mia vita privata, perché infatti Rita spesso presenzia a casa mia. Foto, sì. Grazie Rita, mi sono emozionato. Infatti ti mando un bacio. Ti vedo tanto emozionato e per te c'è un dolce caffè di Ritz Caffè. Tesoro. Tieni, Grazie, una d'Antonio, abbiamo scelto Gran Crema. Questo lo passa ad Antonio? Sì, il nostro sì, ospite. vai. Antonio, vai. Poi tra un po' ti esibirai, dopo vogliamo anche parlare, ecco, apriamo veramente un capitolo di storia. Raffaele Viviani. vabbè. C'è tanto da raccontare. Adesso dopo aver sorseggiato un po' di caffè, lasciamo anche fallo riprendere un po' perché Rita è arrivata all'improvviso. Buono, ok. Ha detto sì, ok. Tra l'altro è molto difficile che un caffè venga buono nelle macchinette. No, ma io guarda, non amo il caffè in macchinetta. Ti spiego, questa qua che ti ho fatto, la cialda Gran Crema, è un caffè bello corposo, robusto e molto cremoso, proprio come il caffè napoletano. Quindi è come se fosse il caffè proprio della moka, hai capito? Quindi hai capito? Buono. Hai visto anche Ida, grazie. il tavolo pianoforte, guarda, il tavolo proprio. Io posso... Vai. Che ne dite Non che vorrei per disturbare. introdurci a Viviani ci fai ascoltare un pezzo di Viviani che noi abbiamo scelto, diciamo, nella scaletta? Concetti. Bravo. Voglio dire, tra l'altro fa parte del mio CD L'attore, dove io sempre metto qualche pezzo di Viviani. E questo è uno dei brani, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, più belli di Viviani. Sentito, forte. Sì. Io quando lo canto mi emoziono, devo dire la verità. E lo rappresenti bene. E noi Vai. ci vogliamo emozionare adesso Ce mentre lo l'ascoltiamo. esegui e lo interpreti. Massimo Masiello. Tutto è fornuto, può sta contento, cuore soddisfatto. Tutto è voluto, capì l'oggetto, lettere, ritratto. Si può una donna barbaramente rotta sta catena. Io forse soffro, io forse chiagno, ma poi ci penso e dico, ma fai pena. Concetti, e prima vaso tua lasciamo dire. Sti vaso che mi date, ma già stipata, per te manna, per complimento quando vai a sposare. Ho saputo che vai dicendo a gente sono felice e io zitta e muta perché già so c'è quello che non dice. Già si pentuta d'avermi fatto questo tradimento e forse soffro e forse chiagno, invece sono una donna e sono contento. Concetti, e prima vaso tua lasciavo dire. Sti vaso
sa che storia hanno deciso già quando ti scusi, ma tu puoi ancora perdere tempo e vai cercando scuse. Sto povero uomo che ti a fianco non capisce niente, pure se soffre, pure se chiagna, perché ti avere fretta è indifferente. Concedi, e prima base tu e la già butia, sti vasa che mi date, ma già stipata, vade manna, fa complimento quando vai a sposare. Bellissima. Bravissimo. Adesso apriamo Bravo. questo bellissimo capitolo che tutti noi vogliamo Passa un po' il ascoltare. microfono a Ida, che lo Molto mette sul- interessati Scusami. i nostri telespettatori. Ecco, lo appoggiamo La tua qua. scoperta di Viviani. La scoperta, La come scoperta di Viviani è attribuita comunque a Leonardo Ippolito, perché il primo anno io ho affrontato un repertorio che era tutt'altro che, insomma, era popolare, cioè nel senso che andavamo a prendere tutte canzoni tipo Pacchianella Ruttaiano, tutti questi brani che erano completamente dimenticati. Il secondo anno disse Leonardo, secondo anno di mezzo secolo di canzoni, mio per quanto mi riguarda, disse senti, perché poi capì insomma di che pasta ero fatto, lui già aveva capito, io non avevo capito ancora niente francamente, disse tu l'anno prossimo devi fare tutto il repertorio di Raffaele Viviani. Io ne avevo sentito parlare di Raffaele Viviani, ti dico la verità, ne avevo anche qualche libro, ma non ne avevo mai avuto modo di approfondire. Io ho fatto tutto il repertorio di Viviani, 35 puntate, ho fatto 35 brani di Viviani. Noi sai che facevamo praticamente 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi io imparavo la canzone del lunedì, il sabato, fai conto, quella del martedì, del mercoledì la imparavo il martedì e via scorrendo, diciamo così. Quindi grazie a Leonardo ho scoperto questo grandissimo autore che è Viviani, poi chiaramente l'ho approfondito, ho avuto modo di fare esperienze con altri registi, eccetera, eccetera. Con Tanti Guadagni anche, spettacoli. no, Tanti con spettacoli. Alfonso Guadagni anche La donna di Viviani. La donna di Viviani, di cui e abbiamo poi parlato prima. io Raffaele Viviani di Achille. Con Achille Millo, Sì, con la regia sì, di Achille Millo, che è stato il marito di Marina Pagano, Sì. che è stato colui che poi ha portato dopo Taranto, dopo Nello Mascia, o meglio, Taranto, Achille Millo, Nello Mascia hanno portato la parola di Viviani avanti negli anni in teatro. La parola di Viviani. Studiandolo, cantandolo e recitandolo, perché ti ho visto a teatro che reciti pure non soltanto le canzoni di Viviani. Che messaggio universale da Viviani? Ma guarda, Viviani a differenza di Edoardo, ancora adesso ci sono delle cose per cui è rimasto attualissimo. Per esempio, se noi parliamo di Fravacature, no? Ok. Sì, bellissimo. Fravacature che adesso si parla di morti bianche, ancora oggi esistono le morti bianche. Essendo un autore del popolo, si può confrontare ancora con, per esempio io in questo periodo ho finito da poco al Trianon con Nello Mascia, con la sua regia, il secondo capitolo di Viviani per strada, dove chiaramente interpretavo, Nello ha voluto assolutamente che interpretassi Saponariello e un altro personaggio che era lo Scugnizio nel primo atto in Via Partenope. Volendolo confrontare, oggi i Saponari non esistono più, ma volendolo confrontare con un attuale, tra virgolette, Saponariello, io camminavo per strada, ho detto chi potrebbe essere oggi un Saponariello? Colui un disgraziato, uno che praticamente cammina con le pezze al culo, veramente, non ha da mangiare, non ha né arte né parte. Beh, si vedono per strada, sono gli extracomunitari. Oggi ci sono gli extracomunitari. Che voglio dire, e quindi il messaggio è attualissimo, il messaggio certo è universale ancora. Anche se la parola è ostica, anche se la parola, il verbo di Viviani è tosto, voglio dire, è arcaico, difficile da comprendere per certi versi, perché voglio dire, ci sono dei napoletani che nonostante fanno teatro, alcuni termini non li conoscono proprio. Io ho dovuto lavorare su alcuni termini, ricercare l'etimologia della parola perché è difficile anche la comprensione. Non avvicinarsi anche. No, Viviani è un proprio... teatro a parte, è un teatro difficile. A volte da rifiutano fare. anche, ho sentito anche tanti che hanno Sì. rifiutato, è vero. E invece Rovino, di Viviani, l'ho visto tantissime volte. Ma mi sapresti fare qualcosina di Ovino? No. Di Ovino io facevo Don Gennarino. Sì?
dove faceva e passa un giornalino con vestiti la stritta a quadriglie, che scarpe verde prato, io capellucci Bobby 23, poi le rispondeva, c'era la Rosaria, dice state che mi fai male, zitto, non di no, che faccio? Ah, certo così buono. No, vabbè. Quindi era la Cagnacavallo che praticamente parlava del suo uomo che... Ma vediamo qualche altra cosa. Amante, però. Guardiamo. Guardiamo. Approfittando del teatro popolare, abbiamo estrapolato, Sì. diciamo, tra i tanti video che stanno su YouTube di Massimo Masiello, una rumba particolare, e ce la vogliamo vedere, questa rumba di Scugnizzi. Che stia rumbre scunnizza, casa balla tutta missa, tu vediamo missa, che ti fanno picanizza, ci te fa passare per rizza, stretti mano va se frizza, dove gustetto c'ha pizza, chiudi sprina e chiuda come a tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non capisci, che stia rumbre scunnizza, ora l'ora ci mo capisca, perché io cerco e non lo trovo, se va a pisa e chiudo frisca, c'è rimasto su voglio, oh, che io vi tenga, belle ambre, scarolliccia panzalata, o spassati che stiano un bresco un aspettata, casa balla con capito, quadriglia a Fiorello, tu vediamo mezzo a mezzo, ma strigliare a casa, che ti fanno picarizzo, quando è bello fatti l'occhio, proprio gustetto c'ha pizza, perché non ha moglie avanza, chi ti sprende e chi da pizza, quattro sorte con come a tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non capi, che stiano un bresco un pu paroli auli, mangiate poco, roba vecchia, ma non e mollone chi ne può, una buona marena, codo, gelati, conciati, e la pizza, pure nei campagni, la sua lo giardino che si cagavano curva, o Roma, che la bella mamma Carmen poppava, non mi posso faticare, e per la paparella, cantata per gli altri, e guai 5 lire, una cambiata posarot, cocellina americana, tengo grana ma pastiera, pacchiane, chi so pensato, dire chi sto cambiava, cicchignacchi da buttare, o Simone Cambriaco, non valere pescarra a fumare, non bene caro da fare, come a tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapizza, che stia un brescugni, come a tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapizza, che stia un brescugni, La rumba degli Scugnizzi, mamma mia. Che ci vuole per bellissima, cantarla da solista? Ci vuole un bel fiato. Sì. Devo dire che qui sono stati leggermente veloci i maestri, però devo dire Tutto di solito bene, la faccio abbastanza tutto veloce. Sì. E questa canzone mi riporta a uno spettacolo fatto nel 2006 dove per la regia di Gigi Savoia, che mi volle assolutamente come protagonista dell'ultimo Scugnizzo, e all'interno c'era questa, infatti non finirò mai di dire grazie a Gigi per quel personaggio che fu meraviglioso, devo dire la verità. E certo che è anche un grande diaframma, Sì. tu. Ascolta, invece con la danza, tu sei proprio bravo anche a ballare. Ma tu sei una bugiarda! Ah, ma dove vai? Io ti ho visto ballare. No, ma io mi muovo, Ida, mi muovo! Ma ti muovi che cosa? Tu hai iniziato col tip tap pure. Sì, ho fatto un po' di tip tap perché come all'inizio, sai, quando uno è giovane vuole fare un po' di tutto. E Alfredo Girard, non so se tu lo ricordi, che è stato un fantasista degli anni 50, tra gli anni 50 e 60, che aveva lavorato con una banda Osiris, si metteva a casa, buono, mi insegnava tutti i passi, la chiave, eccetera, eccetera. Ho un ricordo meraviglioso di questo periodo e di Alfredo Girard, che è stato un artista straordinario. Ti ha regalato anche le scarpette? Sì, Sì? sì. Ma ce l'hai Tanti adesso? regali, Al chiodo, tanti regali, ce l'hai? sì, Oh, sì, che sì. bello! Ce l'ho, Vabbè, ce l'ho. adesso invece ti vogliamo presentare anche una nostra collega, nonché giornalista, il suo nome è Lucia Lamacca, nonché la ragazza col turbante, testimonial Lucia. di Babba Re, il primo sì. liquore al babà. L'hai mai assaggiato sto liquore al babà? No, E dopo lo assaggiamo. ho assaggiato il portato- gelato al babà, ma il liquore al Ottimo. babà non l'avevo mai assaggiato. Lo assaggeremo. Allora, parliamo ovviamente di gioventù, come stavamo facendo prima. Allora, molti artisti giovani, tanto tempo fa, sicuramente debuttavano con una grande palestra, il teatro. Però oggi molti giovani in realtà incominciano... Ecco, molti giovani che si trovano lì, guarda, diglielo. Assolutamente Ecco, sì. sì. Molti giovani incominciano a debuttare con un altro tipo di palestra, i talent show. Cosa pensa di talent show? Allora, dei talent show. Allora, il problema del talent show in realtà è che il ragazzo che è in formazione, è giovane, non ha esperienza,
rischia di montarsi la testa. La realtà è ben altra quando si esce fuori dai talent, perché bisogna poi misurarsi con una realtà che non è quel momento di popolarità che ti dà la televisione, ma è tutt'altro. Quindi il talent show va bene, per l'amor di Dio, perché ti dà la possibilità a un giovane di mettersi in mostra e di portare appunto a livello nazionale, insomma, il suo talento, se c'è, perché molto spesso passano anche non talenti per i talent, attenzione, non sono tutti talentuosi. Però poi da lì a intraprendere la carriera artistica e tenerla come hanno fatto in passato i nostri grandi interpreti della canzone italiana e non, e poi ce ne vuole. Tant'è vero che poi abbiamo potuto constatare che negli anni, nell'ultimo ventennio, da Amici, prima saranno famosi, poi Amici e poi i vari X Factor, eccetera, eccetera, ditemi voi quanti ne sono rimasti a galla. Sì. Pochi. Per l'appunto parliamo dei talenti i quali hanno aderito a questi attori indipendenti, no? Questo progetto che questo è nato grande nel progetto 2016. da talent scout a talent scout a talenti proprio teatrali. Allora, attori indipendenti è un'idea di Nello Mascia, far ritrovare all'attore, nel teatro la centralità all'attore. Ha messo insieme una testa di teste, tra cui Rosaria De Cicco, Cloris Brosca, Giovanni Mavriello, Matteo Mavriello, Franco Iavarone, Francesco Paolo Antoni, Gianni Ferreri, si dimentica Paola Cannatello, Giancarlo Cosentino, Marianna Mercurio, Franco Iavarone, l'ho detto, penso di non aver dimenticato Ciccio Merolla, mi scordava sempre. E Massimo Masiello. Massimo Masiello. Ci ha uniti, ha detto ragazzi, con le nostre forze, Brosca l'ho detto, sì. Con le nostre forze mettiamo noi dei soldini per investire su questo progetto e vediamo che cosa succede. Devo dire che col tempo delle soddisfazioni ce le siamo presi. Ce le siamo presi perché poi da lì siamo partiti, abbiamo fatto delle date al Trianon, abbiamo avuto un po' di pubblico, il nome cominciava a farsi conoscere, cioè c'erano attori per l'amor di Dio popolarissimi e conosciutissimi, però attori indipendenti era un progetto che voleva andare avanti da solo, attori indipendenti, non il singolo attore, ecco appunto. E quindi da quella cosa poi abbiamo fatto altre 3 esperienze, di cui una di Maglio Santanelli con loro di Napoli e un'altra ancora recentemente fatta con Nello, che in questo momento mi sfugge il titolo, su Viviani sempre, erano una triade di Viviani praticamente. Sempre Viviani per strada, via Partenope e Tolede Notte. Sì, questi sono gli ultimi 2 fatti col Trianon, che non c'entra niente però con attori indipendenti. Vabbè, comunque il progetto si sta sempre di più ampliando, facci sapere anche delle prossime date, eventi che io e Antonio insieme a Lucia veniamo e la food blogger ti portiamo anche qualche piatto, non preoccuparti, faremo mangiare tutta la compagnia, è vero? Gemma può sfamare veramente tanti, vabbè, andiamo avanti. Senti, ma adesso vogliamo chiedere ad Antonio, certo. a Massimo, no Antonio, a Massimo. Antonio sei tu, è normale. Era De Maggio. Ah, bella, hai centrato proprio. Era De Maggio, che so che è una canzone che piace molto a Ida. Sì. Piace molto a Ida, ma piace anche molto a me, devo dire. Io credo che sia una delle canzoni più belle in assoluto, che la canzone napoletana abbia. Di Giacomo Costa, sì. Credo 1880 e qualcosa. Non se non ricordo bene precisamente, ma comunque più o meno. L'importante è sentirla e tu vuoi creare un tuo angolino. Sì. Mi prendo il mio microfonino e mi metto casa nostra e anche casa tua. Allora la dedico tutta ad Ida. Va benissimo. Massimo Masiello. Era de maggio e te cade un'anzina, a schiocca lì c'era rossa. Fresca era l'aria e tutta la giardina adorava de rosa a 100 passa. Era de maggio, io non me ne scordo, una canzone cantava ma due voci. Più tempo passa più me ne ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva cuore mia lontana vai, tu me la sei contro l'ora, chissà quando tornerà.
quando tornano alle rose, si sto ciora torna a mangiare, pure a magia sto qua. Si sto ciora torna a mangiare, pure a magia sto qua. E sono tornata e mo come una volta cantammo insieme l'umuti vanti. Passa lo tempo e non sa volta, ma l'amore vero non può vita. Da te bellezza mia ma innamorai, si dà cuore innanzi alla fontana. L'acqua e la tinta non si secca mai, e ferita d'amore non si sana, non si sana, casa nata, si fosse gioia mia, miezza staria imbalsamata a guardarti in un starrio e ti dico coro mio tornati sono, torna magia e torna amore, fa da me che la che vuoi, torna magia e torna amore, fa da me che la che Non soltanto è la canzone Si è accapponata la pelle, Antonio. più bella secondo Massimo e secondo tutti quanti noi. Ma anche perché il significato, no? No, ma Quando sono due belli anche amori gli si arrangiamenti, ripromettono, no, due amori rinnovano il loro amore, aspettano, no, l'altro anno, nel mese di maggio, il mese delle rose, per donarsi l'amore. Invece assolutamente, se uno se ne va, ciao, è stato un piacere. No, ma poi questa canzone, Che sai, bei tempi. si trasmette speranza, si trasmette... Sì. non lo so, io la trovo di Ardore, buon augurio sì, proprio, sì, mi dà una piacevole sensazione. Canzoni di altri tempi, le canzoni veramente No, belle. da carica. Abbiamo detto tanti incontri che ha fatto Massimo. Tantissimi. Vediamone alcuni con questo blocco fotografico. Vai, memorizza Massimo. Solo alcuni degli incontri, ma quanti ne hai fatti? Sì, sono tanti. Qualche nome, dai. Carlo Giuffre? Croccolo. Beh, Carlo Giuffre, Croccolo. Carlo Croccolo, Lello Arena, ho visto la sorella di Antonio Sorrentino che manda un bacio, Mariano Rigillo, Abbiamo visto anche Dalia Frediani. Dalia Frediani, Lalla Esposito. Lalla, sì. Tanti. Ma ho visto anche Loretta Goggi. Loretta Goggi, vabbè, io sono sempre un suo, non ho mai lavorato, magari a lavorarci. Io l'ho sempre amata, Loretta Goggi, andai a vedere in teatro e quella volta dissi: signora, la devo abbracciare. Lei mi guarda e disse: certo che è una cosa meravigliosa, da un ragazzo come te vieni, mi abbracciò, mi accolse in camerino, all'epoca c'era ancora il marito Gianni Brezza, e poi sono stata a Milano a rivederla, lei mi ha riconosciuto, un'artista straordinaria, ecco, un'artista a tutto tondo, come dicevamo Dovresti prima. andare a tale e quale show, perché adesso si magari. Cara Loretta, mi raccomando, pensaci Senti bene, Massimo, perché lui merita. con questi grossi maestri, Carlo Giuffre, Carlo Croccolo, abbiamo visto anche Giacomo Rizzo. Rizzo, certo. Tanti. Hai collaborato con la moglie anche di Carlo Croccolo, Sì, Daniela. Con Daniela Cenciotti, Sì, certo. come Che no. cosa ti hanno lasciato e che cosa ti hanno insegnato? Ognuno mi ha lasciato qualcosa, ognuno mi ha insegnato qualche cosa, di ognuno porto un ricordo, alcuni bellissimi, alcuni belli, qualche momento, mi ricordo una cosa mi è rimasta impressa di Carlo Giuffre durante le prove del sindaco di Rione Sanità. Io interpretavo, lui mi aveva scelto dopo un lungo provino, ha fatto a Roma, e Gigi ne sa qualcosa perché mi accompagnò quel periodo. Dovevo interpretare la Fiduccio Santaniello, il ruolo che era stato di Luca De Filippo. Lui era il protagonista, quindi del ruolo di Edoardo, cercava questo. Aveva fatto il nome di un attore della sua compagnia, Aldo De Martino. Devo dire, grazie a lui, alla moglie Monica,
che mi segnalarono, perché mi avevano visto uno spettacolo con la regia di Antonio Calenda. E per quell'occasione disse: guarda, questo ragazzo secondo me ha la fisicità giusta, è molto bravo, e mi mandarono a chiamare. Feci il provino all'Argot di Roma, io arrivai, c'era stato prima un ragazzo prima di me, c'era il suo amministratore, disse: lei può entrare? E lui mi guardò da lontano, io ero intimorito, figurati la grandezza di Giuffre. Disse: ah, che bella faccia che ha, una bellissima faccia, siete qua vicino a me. E si mise proprio di rimpetto, seduti tutti e due faccia a faccia. Io mi sentivo quasi imbarazzato da questa cosa, però io capivo che lui voleva, prima di vedere la bravura, se c'era talento, aveva bisogno di qualche cosa che lo ispirasse fisicamente, in qualche modo, qualche espressione. Sì. Dopo un po' mi fece parlare, mi disse: guarda una bella faccia vivianea, mi disse. Ma che mi fai sentire? Mi hai preparato un pezzettino? Fammi sentire. Io avevo già preparato un pezzettino appunto del provino su parte. Disse: va benissimo, non c'è problema. Chiamo Luigi, di a quel ragazzo di non venire per la prossima settimana. Io non avevo capito, lo avevo appeso il ragazzo. Disse: questo ragazzo va bene, sì, adesso mi fece andare a Roma 3 volte per trovare la ragazza giusta che potesse affiancare nel ruolo di Rita, e fu scelta Roberta Misticone, che devo dire, abbiamo fatto 400 repliche di quello spettacolo. E nell'occasione, io all'inizio sembrava, sai, tutto semplice, tu quando sei dentro dici vabbè, ma la scelta è fatta, col cavolo che è fatta. Cominciò a martellarmi giustamente, perché lui pretendeva da me, oltre al personaggio che avevamo visto che era di Luca, lui voleva qualche cosa di più. Voi perché comunque aveva capito che forse potevo dargli qualche cosa di più, ma perché aveva una regia completamente differente. E quando cominciai ad andare in paranoia e cominciavo a ripetermi la parte, io mi ricordo, non mi posso mai dimenticare, eravamo a Roma, lui arrivò, io stavo proprio in crisi, non sapevo come muovermi, lui mi guardò e disse: bravo, così si fa. Come? Cioè, in crisi, pieno di ansia, così si fa. Lui voleva dire: così si studia, così si va avanti, non devi mai accontentarti. Ed è vero, in questo mestiere non bisogna mai accontentarsi. È vero. Vediamo invece Lucia Lamacca quale domanda da farti? Sì, in realtà avevo pensato ad un'altra domanda sempre che riguardasse un po' la tua gioventù. La prima volta che hai visto un palcoscenico, un teatro, eri molto giovane, eri andato in una gita con la scuola e quando si aprì il sipario facessi questa affermazione: il mio sogno è diventare un attore. Sì. Ci sei diventato, ma ora qual è il tuo sogno, magari un piccolo appunto sogno nel cassetto da grande che vorresti realizzare? Quello di tornare indietro, di non fare più. No, davvero Massimo? No, non è vero. Io sono contento del percorso che ho fatto. Sicuramente chiederei a me stesso qualche cosa in più da dare a Massimo Masiello, nel senso che vorrei che Massimo Masiello si occupasse più di lui come artista, anziché preoccuparsi per gli altri. Io sono molto, in questo vedi, sono poco umile, nel senso che mi rendo conto che do molto agli altri, Sei anche generoso. in scena. Sono troppo generoso, fin troppo Sei generoso. anche sensibile. Sì, ma d'altra parte come si fa a non essere sensibile? L'attore deve Scegli essere. di fare questo Sì, mestiere. è vero. Deve Scegli avere per tante forza, vesti anche, di assolutamente. interpretare tanti ruoli. Quindi ritornando indietro, cioè adesso vedendo oggi, sì, chiederei a Massimo Masiello di fare più da manager di se stesso, ecco, diventare più manager di se stesso. Bene. Vuoi vedere un'altra sorpresa? Sì. La numero 4, vediamo La un numero po'. quattro. Ma quante sorprese sono? Sono tante. Tante. La numero 4, vediamo un po' che ci dice. Vediamo. Dunque, che dire di Massimo? Massimo è uno di quei colpi di fulmine, artisticamente parlando. L'ho conosciuto nel 2016 durante un'esibizione al Teatro Alhambra di Cava dei Tirreni, organizzato dalla radio che appartiene alla mia famiglia, Radio Amore, e ne sono rimasta, non lo conoscevo, ammetto la mia ignoranza, letteralmente folgorata da questo artista che coniuga una serie di caratteristiche, tra cui il teatro,
il canto, l'interpretazione e la bellezza scenica. Non dimentichiamo anche che Massimo è una bellissima persona dentro e fuori. Da lì è iniziata una collaborazione fotografica tra me e lui, che ha portato a grandi soddisfazioni sia per me che credo, spero, anche per lui. Che dire, io lo saluto tantissimo e gli mando un bacio. Ho incontrato il nostro amico comune Matteo Mauriello che ci ha ricordato di Gli amici se ne vanno. E allora in questa memoria che io ho con te, di quello spettacolo che io adoro, che riprenderemo anche per omaggiare il meraviglioso Umberto Bindi, scritta con Gianmarco Cesario, io voglio salutarti, farti questo piccolo video blitz con un disgraziatissimo selfie, e per ricordare che a tutti che siamo amici, che io ho avuto l'onore di scrivere per te anche Carosello 900 con Sciotti e Liguori, e anche noi abbiamo fatto quella meravigliosa cosa Io tra di voi su Aznavour, per cui tante altre cose io vorrei fare con te, ovviamente artistiche, non è un avance che ti sto facendo, non te la farei mai a mezzo video. Ti saluto, ti abbraccio, ti voglio un grande bene e non vedo l'ora di rivederti in teatro. So che con la Piaf stiamo andando ancora benissimo, che abbiamo scritto con Gianmarco anche quella con Liguori, ci stiamo facendo un sacco di date grazie all'intraprendenza del Teatro Totò, tante altre ne verranno, stiamo riprendendo tutti quanti a prendere fiato ed io con voi ti abbraccio, ti bacio, ti amo, ti stimo e soprattutto sta in campana che dobbiamo riprendere tanti progetti vecchi e nuovi. Un bacio, ciao. Hai capito? Sta in campana, devi Romina riprendere e il progetto. Antonio. Romina. Allora, Romina, vabbè, lei ha detto, non so lui se è contento, io sono felicissimo perché mi ha fatto delle immagini, delle foto bellissime. Sì. E lei ha curato la copertina anche e il booklet del disco L'attore, e poi mi lega un'amicizia con lei, con la famiglia Romano, Antonio. con Antonio, voglio dire che Dobbiamo tra l'altro salutare Antonio, gli Daniele. devo delle cose, sì, saluto tutta Teresa, signora Teresa, ma Maronna, un saluto a Teresa. Sì, un saluto per la famiglia di Radio Amore Campania. Io ho fatto rimando un parte anche bacio. io un periodo. Sì? Sì, ho fatto No, non lo alcuni sapevo. programmi, sì, con Rega Ench. E devo a loro anche la produzione Sì. insieme a Gianfranco Caliendo dell'attore, no? Sì. Quindi devo veramente, oltre all'amicizia, che veramente ormai è diventata parte della famiglia, perché sono diventato parte della famiglia, mi sento parte della famiglia Romano. E Antonio con Gianmarco invece hanno scritto... E Antonio con molti Gianmarco mi spettacoli. hanno dato veramente la gioia di interpretare Umberto Bindi, hanno scritto un testo meraviglioso e io ne sono ancora colpito dal testo, dall'intensità delle parole che hanno scritto Antonio e Gianmarco, e mi ripropongo di riportarlo in scena, perché è veramente un testo molto molto interessante. Tra l'altro abbiamo avuto non tutte le soddisfazioni che meritavamo. Ma anche lui ha scritto lo spettacolo dedicato a Charles Aznavour, giusto? Sì, Aznavour, Io tra sì. di voi, che poi non era la storia di Charles Aznavour, Sì, ma era sì. la storia di quest'altro personaggio, questo ragazzo che scappava dalla guerra e aveva più o meno lo stesso percorso di Aznavour, ma attraverso le canzoni ricordava la mamma e tutte, insomma, le violenze che avevano subito durante la guerra. Molto bello, molto forte. Ma vogliamo far assaggiare il babbarè, il babbarè Prima al babbarè, nostro Massimo. Babbarè, poi si mangia? Che dite? Ne avete parlato così tanto di No, sto no, babbarè, guarda, scusa. aspetta, facciamo una cosa. No, andiamo per ordine. Andiamo per ordine, Stiamo prima con il Gemma. finger food proprio perché Ecco. dopo poi ci vuole E dopo il l'aperitivo liquore. che facciamo proprio con il babbarè. Ecco. Allora, cosa hai abbiamo preparato? Iniziamo a dire amulignata. Amulignana. Amulignana. Ti ricorda qualcosa? Ma dovrebbe ricordare qualcosa a me e a Silvana Martino. Silvana Martino. Perché abbiamo un'incisione di Amulignana, tra l'altro è stata la mia prima, insomma, abbiamo fatto la coppia Esperienza. insieme, la mia prima Sì, esperienza con Silvana, che è diventata una sorella mia, insomma, una sorellina un po' non più piccolina, perché abbiamo la stessa età, però è diventata la sorellina mia e insieme abbiamo fatto un percorso insieme meraviglioso. Lei Bello, ormai è molto diventata bello. una straordinaria E quindi- nutrizionista. Ah, benissimo. Quindi vabbè, questo fa appunto, bene, vedi? appunto, è anche per Silvana, te, la Silvana. faccia della dieta, Ah, la per faccia esempio. della Allora, dieta. infatti il finger food sono in piccole porzioni, quindi Ecco. diciamo neanche una monoporzione, ma è proprio la metà di una monoporzione. Perché poi in questo caso abbiamo preparato le polpettine corrette al cheddar e una chips di melanzana. Quindi proprio una mini porzione. Una mini porzione, ho Sì, capito. sì. Quindi amulignane proprio, risaliamo alle tue origini. Ah, tenga nera Amulignana. Ah, no, Poi si faceva, diciamo cazzo. soltanto che questa volta non mangiamo nemmeno con le forchette e con
le posate, ecco, usiamo proprio le mani, perché il finger Usiamo le food mani. è questo, mangiare con le dita. Dobbiamo Ma diciamo che mangiare appena terminiamo la quindi trasmissione, assaggiamo l'assaggiamo. dopo la Sì, trasmissione. assolutamente. Tutti Adesso quanti vi siete deve invitati a deve tutti ad cantare, assaggiare. quindi insomma potrebbe dar fastidio. La polpetta può salire E la Polignana può scendere. e la Molegnana dice... Senti, visto che hai parlato di alcune persone, È il completo. Visto che hai parlato di alcune persone, io ti farei vedere questa sorpresa numero 3. La 3. Meola alias Massimo Masiello. Cosa dire? Siamo partiti dalla stessa culla. Eravamo su Canale 21 dove io presentavo Mezzo secolo di canzoni, tu iniziavi la scalata del tuo successo e la nostra amicizia non è mai finita, anzi è diventata una vera e propria parentela. Consideriamo che tu sei il padrino di Chicco, di mio figlio, e io sono forse la tua quarta sorella. Cosa dire? Io ringrazio Antonio e Dida per avermi dato l'opportunità di essere in questa tua serata speciale e niente, una tiratina d'orecchie. Quando vieni a casa che Chicco ti cerca? Un bacio a tutti voi e complimenti per la trasmissione. Ciao! E allora Rosaria, l'hai nominata spesso, Rosaria e Silvana, Le abbiamo nominate. Eccole qua. Vabbè, Rosaria sì, oltre ad essere insomma l'artista, l'attrice che È perfetta. è una persona straordinaria, piena di verve, è un vulcano di idee, spaventosa, è veramente. meravigliosa Rosaria. E poi ecco condividiamo ancora insieme, oltre al palcoscenico serate, risate. È veramente una gioia stare con Rosaria, non soltanto lei dite è una gioia averlo con me, no, è una gioia averti a te con me. Reciproca, la gioia è reciproca. Sì, Silvana l'ho detto prima io, è mia sorella, cioè che ti devo dire, hai ragione Silvana, scusami, perdonami, mi sto facendo caro a vedere, ma sai quanto vi porto nel cuore, sopra a te e Chicco, siete la mia vita, lo sapete. E alla sana risata si può accostare, ecco, Certo. un buon liquore. Massimo, è arrivato il momento di bere qualcosa di molto corroborante e il liquore al barbà, che rappresenta la nostra napoletanità, è adatto, quindi spero ti piaccia, ma Lo sicuramente apprezzo molto sì. volentieri, Io lo amo. Salute. Io già... Ma tu non bevi, Antonio? Guarda, ne ho bevuto davvero Io neanch'io. tanto e lo beviamo tutti insieme. Lucia, diciamo anche la frase che c'è su questi... Si chiude un babà. Massimo, questo è dedicato Perdonami, tutto a te. parlando di salute, io ci vorrei fare un saluto, Sì. un saluto particolare, perché nelle immagini prima è uscita l'immagine con Federico Salvatore. Sì. Ah, a proposito. Io vorrei mandare Sì. a Federico un bacio grandissimo, mi emoziono, scusate a dirlo, perché ti voglio bene e ti auguro tanta salute, Federico. A presto! Federico, noi ti Ci uniamo aspettiamo, anche anche noi, perché ricordo che lo senti telefonicamente per Sì, un e appuntamento doveva anche di venire Al qui, per sì. tu, che ci presto. saremmo incontrati, poi improvvisamente non abbiamo capito più niente. Federico, Ti noi aspettiamo. aspettavamo, Tanta salute, mi raccomando, Federico, a presto. tanta salute. E un Ti saluto vogliamo per la bene. famiglia. Allora, No, io lo posso perché altrimenti... pensavo No, volessi io bene, brindare. salute Federico. Il bis, Altrimenti il bis altrimenti dopo. diamo i numeri invece della trasmissione. Io lo Ma devo sì, bere dai, tutto ogni alla salute tanto. di Federico. È vero, è vero. Allora, noi andiamo avanti anche perché adesso ci sarà anche qualche altro tuo brano, no? Ci delizierai Sì. con qualcos'altro. Poi dopo voglio prepararti una sorpresa riguardo il caffè Chantal. Ah. Faccio un po' da chanteuse. E che fai? Faccio Brigida. Mica che fai la posso- Molignana. no, voglio fare Brigida, ok? Magari vado al bar Porto Rico e faccio lì, capito? Ok. La mia performance e Senti vorrei Massimo, anche la tua collaborazione. abbiamo visto nella fotografia Raffaella Sorrentino. Hai fatto uno spettacolo su Antonio Sorrentino? Sì. Ce la canti quella canzone e poi ne parliamo? Che Assolutamente dici? sì, io di questo volevo dire. Gli artisti napoletani spesso vengono dimenticati, poco ricordati. Nel nostro caleidoscopico mondo teatrale ne abbiamo avuti Tanti. 50.000, Popella Maggio, Rosalia, Pietro De Vico, Anna Campori, Numerosi. Ugo D'Alessio, Luisa Conte. Mi sfugge sicuramente qualche nome, ne sono veramente Tantissimi. tanti, a volte proprio dimenticati. Antonio Sorrentino fa parte di questi grandi e spesso Taranto. non vi Nino Taranto, Taranto, vabbè, ma Nino Taranto è quello un po' più Sì. Carlo, lo stesso Gennarino Palumbo, Palumbo. straordinari attori, Olimpia Di Maio, insomma sono veramente tanti. Però Antonio fa parte di dovrebbe quella essere schiera, ricordato di più, dovrebbe sì. essere ricordato un pochino di più, insieme a questi grandi Sì. artisti che hanno fatto insomma la storia del nostro teatro. E per l'occasione io ho unito questa poesia di Viviani che si ovvero Moro Curp e poi dedico ad Antonio Nuvoziera. Va bene, ti Grazie. ascoltiamo con tanta attenzione. Grazie. Tieni.
Se io vermo il corpo solamente, e l'anima rinasce un corpo nato. Io mo sono uomo, e prima che sono stata? Una pecora, una ciuccia, una serpente. E dopo che s'arraggia? Una semente, un albero, qualche frutta prelibata. Per trovare questa raggia situata, si ha solo oppure mezza gente. Ma io non ne faccio questi ragionamenti. Io saccio che sono io, che sono campato con tutto buono e tutto malamente. E perché la che sono, sto appasciata. Caroppa, pure se non sono niente, s'arraggia sempre nonna, che sono nata. Anna scusa miezza scala, un'amica si sta bucando, un pensiero. Dinta mano stregna ancora, o coraggio che sta sola tutte sere. Che pavassa per sapere, si sta mano cerca a me come ieri. Ma che vita è che sta qua, si da vinna per mezz'ora libertà. Marichi da varitta, che non suona, che s'accatta, te può dare felicità. Marichi, ma come fatta, a te fa chi sto rispetto, stai morendo per campare. Faccio sta paura, fuia, chi stivi che scura, non ti faccio arrabbiare. Senti a me non ci vuole niente, no pensiero si è sincero, può volare. E chissà se mi sentito, certamente stai viaggiando con pensiero. Quanti cose stai pensando, so bugia o verità che vai cercando. Che pavassa per sapere, si stamane cerca a me come ieri. Niente scala ci scagna, una guagliona che cantava libertà. Marichi da varitta, che non suona, che s'accatta, te può dare felicità. Marichi, ma come fatta, a te fa chi sto rispetto, stai morendo per campare. Io faccio sta paura, fuia, chi stivi che scura, non ti fa più arrabbiare. Senti a me, non c'è niente, lo pensiero si è sincero, può volare. Scuro, no, non ti faccio arrabbiare. Senti a me non c'è niente, lo pensiero si è sincero, può volare. Senti a me non c'è niente, lo pensiero si è sincero, può volare.
Che bella questa canzone, mamma mia. Guarda, come si suol dire a Napoli, mi sto proprio a ricreare. No, scommetto anche la gente da casa. Sei perché... troppo cara. No, Massimo, a parte, le persone vogliono questo, vogliono avvicinarsi comunque alle origini della nostra Napoli, non possono ascoltare sempre la stessa musica, No, parliamoci chiaro, però è giusto anche dare qualcosa in più. Sicuramente. E tu hai tante qualità da dimostrare, Grazie. non solo quando sei in teatro e hai tutta quella platea di gente, ma anche da casa. E quindi dove sei ci veramente sono molto tantissime persone che seguono poi d'altronde questo programma. Ed è bello farti conoscere. Assolutamente sì. Senti, 2 Oscar anche, Oscar del teatro nel 2003 come miglior attore protagonista con lo spettacolo Don Raffaele e Viviani e il Biglietto d'Oro nel 2015 con Io tra di voi. Quindi, quello insomma, appunto di Gianmarco Cesario e di Antonio Mocciola su Asnavour. Tanti premi a teatro, ma vogliamo fare pure una capatina al cinema perché ma ho fatto veramente molto poco. L'hai frequentato poco, però, molto però ultimamente con dei cortometraggi stai... Sì, devo dire c'è un cortometraggio che sta, tra l'altro Terra Viva, con la regia di Luigi Libra. Di Luigi Libra, è stato molto carino Luigi, voleva che io facessi un cameo in questo, molto bello, in questo cortometraggio e io molto piacevolmente l'ho fatto, tra l'altro raccontava la storia di Luigi attraverso un percorso, attraverso un viaggio. Ahimè ho mancato alla presentazione, però mi propongo di vedere il film, infatti Luigi mi ha già invitato. E in bocca al lupo per Terra Viva, Luigi. E con i Manetti Brossi invece anche fatto? Manetti Brossi una piccolissima parte in Amore e Malavita. Amore e Malavita. Ma poi anche Luna Rossa alla Mostra di Venezia, Rossa, La Volpe a 3 zampe che pure è andato in giro per tanti festival. Sì, La Volpe a 3 zampe, Assunta Spina con un Michele Placido. Abbiamo visto poi qualche foto. Ma sono veramente piccole particine. Poca roba, in teatro le avevo in teatro. Ma ti piacerebbe un bel ruolo a cinema, sì? Sì, il cinema, devo dire, il teatro è proprio il mio primo grande amore. Cioè, ha studiato la mimica, quindi è da teatro, no? Sì, a teatro mi sento a casa mia, mi sento veramente si a sente casa. più se stesso, ecco, parliamoci chiaro. Sì. Vediamola un po', veramente un sunto della carriera di Massimo in questo blocco. Professore D'Addio, ma tu ci fai mandare in fumo il cervello con tanta roba. Quante cose che ha fatto. Elencaci qualcosa, allora abbiamo visto Giuffre, Francesca Marini, Salvatore Misticone. Poi allora, tra l'altro con Francesca io porto in giro, a parte la straordinaria voce di Francesca che porto in giro questo spettacolo che è meraviglioso, che è Verso il mito su Edith Piaf, e Francesca ne fa un'interpretazione veramente sublime, molto bella, e stiamo ancora recuperando delle piazze grazie a Gaetano Liguori che ha fatto anche la regia, e Antonio Mocciola e Gianmarco hanno scritto il testo insieme a Liguori di questo spettacolo che ci sta dando delle belle soddisfazioni. Molto bello. Poi anche Sica ho visto, giusto? Sica chi? Cristian De Sica. No. Poi Sica. No, forse no. Ok, no. un abbaio, giustamente, perché giustamente Vabbè, talmente delle foto, hai ragione. Però vediamo un poco, visto che l'ha nominata, vediamo un poco cosa ci dice Francesca Marini, la sorpresa numero 1. Cosa posso dire di Massimo? Massimo, oltre ad essere un artista meraviglioso, eclettico, istrionico, è anche una persona unica, una bellissima persona che merita tutto il rispetto del mondo. Lui sa quanto gli voglio bene e sa che sono sempre felice di essere sul palco con lui, perché, come ho detto prima, oltre a sapere di avere al mio fianco un artista degno di calcare il palcoscenico, ho la fortuna di avere anche una persona che si preoccupa, insomma, che è sempre pronto ad aiutarti, e questo fa sì che sul palco si crei una bella sinergia che poi si trasforma in energia positiva da poter mandare al pubblico. Io cosa vi posso dire? Massimo, ti voglio tanto bene, tu lo sai il bene che ti voglio, ti mando un bacio grande grande, ci vediamo presto in teatro, e a voi Antonio e Ida faccio un grosso in bocca al lupo per tutto. Ciao ragazzi! Eccola Franceschina, un bacio! Ciao Francesca! Vabbè, lei è la sorellina piccolina, no? Bene. Poi ti stanno bene questi capelli, questo taglio corto, eh? Grazie per questo messaggio meraviglioso. Sai quanto ci vogliamo bene, a prescindere dalla stima artistica. Voglio dire che c'è, è inutile negarlo, però... E poi è un'Edith Piaf veramente moderna. Molto moderna. E anche lei cambia look sempre come te. Sì, Francesca, sì, attualmente porta sempre i capelli un po' più... ma io l'ho conosciuta con i capelli cortissimi. Sì, anch'io. Sì. Infatti devo dire, la prima volta che ci ha accoppiato è stato proprio Gigi Savoia. Sì, ci fece fare coppia in teatro, con uno spettacolo che si chiamava...
Amare donne all'infinito, pensa un po'. Vogliamo fare quelle domande veloci? Meno male che c'è la Gigi. Che ci fa da suggeritrice. Ma Allora, qualche adesso- titolo mi può anche sfuggire. Sì, Ma dopo ci vieni a salutare? Sì, No. dopo vieni a salutarci, dai. Vabbè, sei no, bellissima, no. sei così semplice. Allora, delle domande veloci che devi rispondere senza riflettere. Ok, proviamoci. Chi inizia? Comincio Tu. io. Allora, come si rilassa Massimo Masiello? A casa, Collezioni qualche oggetto particolare? sì. Giornali degli anni 60-70. Ah, Cosa ti fa arrabbiare? L'ipocrisia, un programma televisivo che non perdi mai. tale e quale show. Ah, bene, ho detto bene prima. A quale reality parteciperesti? Tale e quale show. Dove Che c'è colori Loretta Cossi. preferisci? Azzurro. Cos'è per te la felicità? La felicità è stare con le persone che vuoi bene. Cosa non indosseresti mai? Non so, non ci ho mai fatto una domanda. Cosa non indosserei mai? Non so, perché in teatro, sai, devi essere abituato. pronto ad indossare un po' di tutto, quindi mi sono travestito da donna, ho fatto tutto, di tutto in teatro, veramente non mi manca nulla, il pazzo, il poeta, il dottore, di tutto. Forse indosserei tutto quello che mi verrebbe richiesto per per lo fare, spettacolo. ovviamente personale, non nella vita. Vabbè, normale. Il tuo rapporto con la fede invece? Io sono buddista, però sono pienamente convinto che l'essere umano, l'uomo, ha bisogno di fede, qualsiasi sia, ma ha bisogno di fede, assolutamente. E invece il rapporto con la superstizione? Io sono come Pino De Filippo, non è vero, ma ci credo, ogni tanto una È maniera che non sciogliata le ragiona. corna, non fa male, Toccate, passa fa la sempre Lucia, bene. passa. Vai Lucia, Non vai. vorrei che si rompesse, No, che non poi è rompete. peggio. No, no, è peggio. Si rompe proprio Il punto. il Vai, pizzo, Ida. non sia mai. Allora, tocca a me. Un no di cui sei pentito. Un no di cui sono pentito, aver detto no ad Armando Pugliese per l'edizione del 97 di, come si chiama? Masaniello. Oh, che peccato. Che peccato. Purtroppo. Bellissimo lo Feci spettacolo. anche 2 giorni di prove, mi misurarono i costumi, cioè mi presero le misure per i costumi, ma purtroppo, siccome in quel periodo stavo con una produzione che mi voleva portare e mi portò a Sanremo Giovani, però non riuscì a lo step bypassare lo step successivo. successivo, rimasi fregato sia dall'una che dall'altra parte. E invece un sì di cui ti sei pentito? No, No. Rifaresti tutto. rifarei tutto. Ha Perché superato chiaramente il nostro questionario, Vedi? dai. È stato Che bello. velocissimo anche in questo. Adesso invece vorrei un attimo toccare quell'argomento Quale? del caffè shop. Ah, A me piace, dai. Raccontaci un po', visto che è stata proprio la prima canzone a Tazze Caffè di Capaldo. Sì, la prima canzone ad Tazze Caffè, allora è la prima cosa che ho fatto, Ecco, che ho inciso, il primo brano che ho inciso è stata Tazze Caffè, Hai visto? con la Flying Records, tra l'altro c'era, il cofanetto era firmato da Domenico Rea, pensate, quindi una cosa veramente altissimo livello. Abbiamo fatto all'epoca Domenica In, abbiamo fatto Maurizio Costanzo, abbiamo fatto, era un gruppo di cantanti giovani, c'era Antonio Siano, c'era Lello Abbate, c'era Silvana Martino, c'era Francesca Maresca, eravamo un gruppo di giovani che portavano avanti la tradizione partenopea. Ecco, vedi, lei si appresta. Che non è una tazza di caffè, questa è una tazza di brode purpe però. No, questo è proprio per la durata di un mese. Al serbo c'è tutto lo zucchero, sai? Ma perché è una questi cosa... modo i Bridget tazze caffè parite, sotto tenito zucchero e in coppa amaresite, ma è tanta caccia puta. E tanto che già gira, con dolce sotto la tazza fino a mocca ma ad arrivare. Ma questi modi e Brigida, tazze, caffè parita, sotto tenito zucchero e a coppa maresita. E tante che già puta, burubum, e tante che già gira, burubum, con dolce sotto la tazza fino a mocca ma ad arrivare. la nostra Ida versione, La nostra Brigida. la nostra versione sciantosa. Caffè Porto Rico, sono la Brigida, chanteuse. No, falle più spesso queste. Faccio più spesso, Sì, va sì. bene. Vediamoci un po' il secondo montaggio, vediamo Dai. un po' cosa esce fuori da questo video. Venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo e adesso che sono qui io voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo se stasera sono qui
come se non lo sai. Sicuramente più a sud siamo e più passionalità abbiamo, più carnalità abbiamo. Voglio dire, la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra arte, tra virgolette, la nostra canzone che gira il mondo ce lo insegna, ci fa da esempio, no, a quello che sto dicendo. Totò, Antonio Daddio, Apiz, che io adoro, quindi voglio dire, sono tre elementi, tre persone, non sono tre persone, due persone, è un elemento fondamentale per fare una cosa bella, artistica soprattutto in questa città che veramente ne ha sempre bisogno. Se potessi prendere da Totò, questa è una domanda che veramente... Ma guarda, forse sicuramente gli ruberei i tempi comici che erano straordinari. Questa è una delle tante cose che ruberei. Io ruberei tutto a Totò, però me ne hai chiesta una, te ne dico una. E allora, che sta succedendo? Chi è questo signore? L'ingegner Marino. Professore, Mario forse è scomparso proprio a causa di quel video che hanno pubblicato. Io voglio i nomi dei responsabili. Ingegnere, mi dispiace, ma noi non siamo responsabili di quello che accade ai ragazzi fuori dalla scuola. Noi invece lo siete, perché conoscete le mele marce che stanno all'interno delle vostre aule. Ma non parlate, perché vi dovete parlare nel culo! Questa è la regia di Peppe Celentano, sì, stavo dicendo, questo è un tema attuale, il bullismo. Un tema attuale, tra l'altro noi facevamo questo spettacolo scritto da Peppe, molto molto bello, molto interessante. Sono venuto anche con la mia scuola, me lo ricordo. Bravo, infatti, molto bello, molto bello. E poi Peppe ne fece il cortometraggio che devo dire ebbe un bel riscontro, anche perché poi bisognava farlo vedere nelle scuole, eccetera, poi c'è stato il lockdown e adesso riprendiamo. No, ricordiamo anche quando tu l'hai premiato, eccellenze del Sì, vabbè, mi chiesero... Ma eri piccino, da Dio! No, una decina d'anni fa, penso, un po' di più. Non lo so, non mi ricordo. Eterno bambino! Non mi ricordo la data, ma chi era un creatura? Il mio professore. Una giuria di addetti ai lavori e giornalisti mi chiese di proporre un nome per un'eccellenza del Sud, soprattutto nel campo del teatro. Io feci subito il nome di Massimo. Grazie. Perché insomma c'è una Vedi, devo il premio Eccellenze del Sud. E lo faremo ancora il tuo nome. Grazie, gentilissimo. Allora adesso... manca poco, però abbiamo varie altre cose da far vedere e poi vogliamo sentire un'altra comunque chiudiamo anche con la canzone. Con la sua canzone, quindi io vedrei un poco la sorpresa numero 7. Ciao Massimo, come stai? Sono molto contenta di mandarti questo videomessaggio. Abbiamo lavorato per tanti anni insieme, adesso mi manchi. Le nostre strade si sono separate, le nostre strade artistiche, ma sono sicura che prima o poi lavoreremo ancora insieme. Soprattutto ci lega una grandissima amicizia. Abbiamo fatto veramente tanti spettacoli insieme e quello che sicuramente so che ci è rimasto nel cuore è il Nunù, che è stato davvero un grande spettacolo e sono quegli spettacoli che ti restano nel cuore per tutta la vita. Poi tante avventure, tante favole insieme e sono contenta di aver avuto questa opportunità di mandarti questo messaggio. Sei un grande artista, sai quanto ti stimo, quanto apprezzo la tua arte e spero davvero di poter presto rivederti e stare tanto tempo insieme come abbiamo fatto fino a poco tempo fa. Ciao Massimo, ti abbraccio. Gabri, hai detto bene, sono tanto artistiche, si sono un attimo separate per fare altre cose, ma l'affetto e il bene che voglio te, lo sai, è tanto, è veramente assai. E... Tutte le mattinate per le scuole con lei, sì, no? Tante, abbiamo fatto 15 anni insieme con Peppe, con Gabriella, ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo divertiti, abbiamo avuto la possibilità di portare ai giovani l'essenza del teatro, ma soprattutto la capacità di poter arrivare oltre, insomma, la quarta parete, perché i ragazzi che venivano a vedere gli spettacoli soprattutto in un certo senso si interfacciavano con le persone che poi dopo, oltre ad essere attori, erano persone e quindi cominciavamo ad avere un rapporto proprio reale al di là dello spettacolo. Quindi una cosa meravigliosa. Tra l'altro lei citava, Gabriella, questo spettacolo che era Nunù,
spettacolo bellissimo che Peppe mise in scena, dove lei era la protagonista femminile, io il protagonista maschile, che è vero, portiamo nel cuore perché è stato un bel momento, un bel periodo, è uno spettacolo degno di nota, devo dire la verità. Vabbè, a parte se vogliono sapere di Sì. più perché ha fatto tante cose, quindi andate sui social, perché i social comunque raccontano dell'artista. Il rapporto tuo con i social? Sì, il rapporto con i social non è tanto bello non è perché ho tanto visto buono. non è tanto un buono. post non tanto Sì, recente, sì. risaliva non so. Sì, ma ti a dico la volte verità, vedevo io non ho un mesi. buon rapporto con i social, Invece sono dovresti poco curarli di so- più. lo so. Sì. Lo so, ma è proprio quello, perciò ti dicevo, bisognerebbe diventare un po' più manager di Massimo Masiello Sì. e mi Infatti cimenterò lui è di tanto più la social. prossima volta. Sì, è tanto social perché adesso un professionista, un attore, un esperto del settore comunque deve promuoversi sul mezzo internet, chiamiamolo molto in maniera generica, sui social, e quindi che ben venga a promuoversi sempre nel rispetto del talento e della professionalità. Vabbè, normale. Non è tanto social, ma adesso da un altro amico sentiamo anche un aspetto non conosciuto Di di Massimo. Massimo e quindi vediamo un po' questa sorpresa vediamo. numero 6 e sentiamo un po' cosa ci racconta. Chi è questo amico? Ciao Massimucci. Tu poi ti stai chiedendo e chi si capisce fa? Beh, io sono qua per dirti, siccome è la tua serata, sono qua per dirti che io ti voglio un mondo di bene, perché tu sei una persona speciale. Vedete, io e Massimo ci siamo conosciuti tanti anni fa ormai, su un set di un cortometraggio che facevamo insieme, e da lì nacque subito una grande amicizia tra me e lui, che poi questa amicizia nel tempo si è tramutata in fratellanza, perché per me Massimo è come un fratello, è il mio migliore amico in assoluto. E poi tra l'altro c'è un altro particolare, tra tutti i pregi che ha Massimo, non sapete che Massimo quando sta in compagnia, che gli piace la compagnia, cioè familiari, insomma amici più stretti, Massimo è un comico, Massimo è divertentissimo, come diciamo a Napoli, Massimo è proprio aggraziato. Mi ricordo un aneddoto, una volta mi ricordo l'ho convinto a venire con me in palestra, perché lui è un po' pigro, non gli piace tanto insomma allenare il corpo, insomma lo sport. Quindi dopo un po' di tempo lo convinsi a venire in palestra e mi divertivo nel vederlo soffrire, quindi gli mettevo i pesi in più perché mi piaceva la reazione che lui aveva nel momento in cui finiva l'esercizio, perché buttava tutto per terra, si incazzava e se ne andava, poi tornava e mi diceva Gaeta, chiama ambulanza. Mi faceva morire da ridere. Va bene. In tutto questo ti dico ancora che ti voglio bene, sei veramente una persona unica, sei il mio fratellastro. Ti voglio bene, ciao, buona vita. Gaetano e abbiamo la scavato che è pigro, palestra. è pigro. Gaetano, un bacio. Tesoro, sai quanto ti voglio bene pure io, no? Purtroppo non ci stiamo, anche con lui ci stiamo vedendo poco, causa lockdown, causa impegni, eccetera, eccetera, però a breve ci vediamo. Con la palestra eravamo più, ovviamente ci vedevamo quasi tutti i giorni, ma io non ce la faccio, Gaetano. Tu c'hai un fisico prestante, tra l'altro lui ha fatto... tu neanche scherza. Lo so, però io ho messo su qualche chiletto, mi devo insomma mettere in careggiata, diciamo così. Lui è bello allenato. Tra l'altro Gaetano fece fece un'interpretazione molto bella di questo cortometraggio che si chiamava Il sogno di Gennaro, con la regia di Antonio Manco, che saluto. Gaetano, grazie. Siamo appunto alle battute conclusive e ovviamente noi dobbiamo salutare un po' tutti quanti. C'è tutti un'ultima quelli sorpresa però e poi la l'ultima sua sorpresa canzone. e poi la canzone, Ok. sì. Comunque dobbiamo chiudere con Sì. il suo appunto brano, il suo gioiellino. Sì. Però beccatevi la sorpresa. Questa mi sa che non te l'aspettavi. Beh, che dire di Massimo Masiello? C'è tanto da dire. È una persona fantastica e ci ha portato il teatro in casa sin da bambini con le sue tremende maschere. E in famiglia, in casa, dire vado a vedere Massimo significa tanto, riassume vado a teatro, vado a vedere uno spettacolo, a sentirlo cantare e tanto, come tante sono le emozioni che sa trasmettere. Eccola qua. Valentina, mia cugina, tua vabbè, cugina, qua andiamo l'abbiamo- nel privato, è la famiglia. Io sono molto legato alla famiglia, per me è la cosa forse più importante, viene prima di ogni altra cosa, prima della carriera, prima di tante altre cose. La famiglia viene prima di ogni altra cosa, perché sono il mio punto di forza, assolutamente, sono il mio punto di forza,
Poi io sono molto legato non solo ai fratelli, ai nipoti, ma sono legato anche ai cugini, perché io essendo primo nipote di 27, loro sono tutti più piccoli di me, quindi ho avuto modo di vederli crescere, nascere, in un certo senso. Va bene, dobbiamo terminare. Siamo addirittura d'arrivo. Un'ora e 45 è volata. La domanda che facciamo a tutti gli ospiti di A Tu per Tu è questa. Te lo dico in napoletano verace, va buono? Verace. Ma ti è piaciuta A Tu per Tu? Assai. Allora, prima di chiudere con questa canzone che si intitola L'attore, ci vuoi parlare del progetto L'attore? Allora, L'attore nasce da un'idea di Antonio Romano, appunto, di Radio Amore, e di Gianfranco Caliendo. E L'attore rappresenta proprio un momento della mia vita un po' particolare, un po' delicato, dove appunto io non riuscivo a mettere da parte la vita privata, cioè meglio, rappresentava un po' quello che l'attore non riesce a fare spesso, mettere da parte la vita privata e andare in palcoscenico e diventare altro, dimenticare di quelli che sono i problemi, però molto spesso la gente non lo sa, non se ne rende conto, e rappresenta un po' questo punto di vista dell'attore. E devo dire grazie a Gianfranco e Flora Contento che hanno scritto questo testo, al quale sono veramente molto affezionato. E è molto bravo Gianfranco Caliendo, ex del Giardino dei Semplici, diciamo. Ciao Gianfranco. L'ascoltiamo e poi ci salutiamo. L'ascoltiamo prima e poi questo pezzo e poi salutiamo l'intero team di Partenope TV che ci ha ospitati ancora una volta. Massimo Masiello. L'attore. Voilà. Faccia all'era come ti piace a te, si chiagna non ne vera ma t'aggia con piacere, go pasto palcoscenico io canta, balla e crire ma solo tu puoi sapere che preterinte scarpe me porta pressa a me. Per fare un mestiere mio, ma che carenna all'erta, sto sempre a mezza via, e mi facesse girare per respirare sta povera e benedica a Dio, ma quando tu non vieni, io muore per contri. Più sola, mo sonna tutte sera, che stai guardando a me. Piena, che luce rinda all'occhio non ti vedo, io senza che mi pare non ciecato, che da sta sempre accorta non mille volte e mille ora e aspetta gente che mi sbatte in mano, ma rinto scuro cerca sempre a te che non ti fai vedere. Non mi decida niente, saluta compagnia, no, non mi tenete mente, possaccia è colpa mia, mai volta può succedere che suona vanno e vengono, ma che può mai sapere, si sta pensando a nata, o può soltanto a me. Rira, ma è come stessa nura, si sto lontano da te. Vieni, che luce rinda all'occhio non ti vedo, i sensi che mi pare non ciecato, che da sta sempre accorta non care. Vieni,
vita che mi sbatte in mano, marinto scuro cerca sempre a te, che non ti fai vedere. E non ti fai vedere. Un attore nato, Sì, anima scugnizza, sembra. Ma che interpretazione poi, e veramente racconta la vita dell'attore. Allora, ci dobbiamo lasciare. Purtroppo intanto... dobbiamo lasciarci. Ci spiace, sai? Sono stato veramente bene. Ah, che bello, ci fa piacere, ma sicuramente poi ritornerai e poi qualche premio sempre Sì, anzi io vi da ringrazio Antonio. perché mi avete conservato delle sorprese meravigliose che non mi aspettavo, bellissime, e faccio gli in bocca al lupo a Ida, ad Antonio, a Lucia, Grazie. alla nostra Gemma, per tutto quanto e per questo prodotto che sta veramente all'altezza della situazione. Grazie. Vogliamo ringraziare anche alcuni dei nostri partner, Gemma? Sì, iniziamo col Centro Carni di Rosa di Acerra, il Bar Tortora di Acerra, Agostino Landi, Pizzeria del Corso di Pestum e poi... E poi la caffetteria? La caffetteria Torta l'abbiamo salutata. Ah, ok. C'è e anche a caseificio, Pestum arriviamo, sì, bene, siamo bene. arrivati anche a Pestum. E il caseificio La Bonitas di Acerra te ne sempre. dimenticato. Hai capito? Acerra Pestum. E noi vi ricordiamo anche che questa puntata andrà in replica domenica alle ore 21, quindi vedetevela stasera, ma se vi è piaciuta proprio assai come ha detto Massimo, chissà perché ti voglio chiamare Antonio. Antonio pure un bello nome, però, un uomo duro. Massimo, se vi è piaciuto tutto quello che avete visto di Massimo, ve lo rivedete anche domenica sera, belli seduti, comodi al divano. Intanto noi vi auguriamo una buona serata, Ida. Ringraziando ovviamente chi crede sempre in noi e il nostro grande progetto di A Tu per Tu, perché insieme siamo una famiglia e cerchiamo sempre di regalarvi il nostro meglio. Angelo Ciero, il direttore artistico, Renato De Carmine e tutto il team di Partenope TV. Grazie Antonio Reggio Cipriano, grazie a Giuseppe, grazie a tutti voi. Ciao! E ringraziamo di nuovo Massimo Masiello e buona serata a tutti. Io vi aspetto a teatro, buona serata. Tutti a teatro, buona vita. da Massimo Masiello, grazie Massimo.